condannare senza se e senza ma soprattutto dico che è doveroso che tutti, anche le comunità islamiche presenti in Veneto, prendano assolutamente le distanze da quello che è accaduto. Chiede una presa di posizione netta. Per Zaia, le comunità islamiche del Veneto devono farsi sentire condannare l'attentato di Parigi. Una strage nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, con 12 vittime, il numero però potrebbe salire, compiuta da 3 uomini incappucciati e armati di Kalashnikov al grido di Allah Akbar, Allah è grande. Cioè non ci sono giustificazioni di nessun tipo, non c'è nessuna religione che legittima ad ammazzare persone. Questo deve essere chiaro. Dopo questo attentato, secondo Zaia, l'asticella dell'allerta deve essere alzata ulteriormente. Per il governatore del Veneto il rischio è alto. La Francia è un paese che confina con l'Italia, quindi non stiamo parlando di cose dell'altro mondo, stiamo parlando di cose che per un fatto potrei anche definire storico, casuale, è accaduto in Francia, magari poteva accadere in Italia piuttosto che in qualsiasi altro Stato europeo. Comunque in generale nessuno può certificare che se su 200.000 immigrati che sono arrivati quest'anno in Italia non ce ne sia almeno uno che è un delinquente matricolato qui di me. Per cui io dico prudenza, prudenza, prudenza.